Io oggi mi sono preso un'anteprima, l'ho bloccato prima, ovviamente tra poco lo vedrete, lo sentirete negli abbinamenti col vino, ma volevo prima parlare con te. Giampaolo Breda, benvenuto, bentornato, tu sei a casa, qui a Due Chiacchiere in Cucina, presidente di Ice Veneto. Volevo parlare con te, o meglio che tu ci raccontassi questo evento importantissimo, l'evento più importante per quanto riguarda Ice Veneto nell'arco, insomma, della programmazione annuale. Sto parlando di Venezia Tasting, no? Sì. Cos'è? Perché io già da qua... Allora, tu hai già detto la cosa giusta, è l'evento più importante di Ice Veneto dell'anno. Abbiamo un appuntamento che è dedicato ai soci, ma non solo, può entrare naturalmente chiunque, con ben 80 aziende, quindi i banchi d'assaggio, il walk around, no, se vogliamo dirla all'inglese. Ogni azienda può portare 4-5 vini, quindi alla fine sono 3, 4, 500 vini che si possono degustare. Lo apriamo alle 10 del mattino, lo chiudiamo alle 7 di sera e devo dire un appuntamento immancabile perché per chi vuole capire qualcosa in più sull'eccellenza del panorama enologico regionale credo che sia una grandissima opportunità. Allora, già questo è un ottimo assaggio, se mi permetti il termine, però veramente Venezia Tasting è molto altro, anche perché insomma il vino è cultura. Beh, caspita, mi hai lanciato un assist mica da poco, perché parlare della cultura del vino significa entrare in quel mondo che ci porta al di là del vino inteso come semplice bevanda. Quindi andiamo a parlare del territorio, dell'ecosistema, parliamo di quello che anche magari i francesi definiscono il terroir, ma soprattutto all'interno di questa giornata noi facciamo proprio un convegno, l'abbiamo titolato La grammatica del gusto. E qui parteciperanno insomma degli ospiti interessanti, avremo Alessandro Scorsone, insomma cerimoniere di Palazzo Chigi, insomma lo conosciamo, Alessia Cipolla, responsabile, curatrice di una mostra importante sui menù storici, Marco Colognese, ci sarò anch'io a divertirmi un po' sul palco con loro. Proprio ti divertirai moltissimo, anche perché sono personalità estremamente interessanti che hanno moltissimo da dire. Quindi abbiamo la degustazione, abbiamo i convegni, però abbiamo anche un punto molto importante, cioè la presenza di 4 masterclass. Assolutamente sì. Allora, durante la giornata c'è la possibilità appunto di degustare i vari vini delle varie aziende, ma al piano superiore c'è un'area riservata alle masterclass, quindi saranno 4 gli appuntamenti dedicati uno sul tema dell'Amarone, insomma è sempre un tema molto caro, insomma un'eccellenza chiaramente regionale, l'ambasciatore del Made in Italy, no, nel mondo. Poi parleremo di bollicine in tema di Lessini Durello, poi ancora parleremo di Soave, quel vino vulcanico, e poi ci piaceva introdurre questo tema di vini da vitigni dimenticati, no? I vini di altri tempi. Abbiamo delle realtà che non vengono riportate, no, nelle carte vini e quant'altro proprio perché sono uve sconosciute, e uno dei 4 appuntamenti sarà dedicato anche a questi vini. Quindi veramente un percorso tra passato, presente, futuro del vino per quanto riguarda quella regione meravigliosa del Veneto, e soprattutto attraverso la conoscenza, perché questo sarà il fil rouge, no? Conoscere sempre di più e collocare all'interno del presente tutto questo bagaglio meraviglioso. Certo, ricordiamoci che conoscere serve a comunicare, noi lo diciamo sempre anche ai corsi di formazione, quindi se uno ha la curiosità di imparare qualcosa in più, i nostri corsi sono sempre, come lo sai, aperti. Se uno ha la curiosità di assaggiare le eccellenze del territorio, le porte sono aperte di Venezia Tasting per il giorno 12 di marzo. Allora io vi do qualche coordinata, innanzitutto il sito iceveneto.it, dove trovate veramente un sacco di materiale interessante, dai corsi a tutte le attività, a tutti ovviamente gli eventi che vengono creati da tutta la vostra squadra. L'evento è aperto a tutti, questo è importantissimo, si terrà domenica 12 marzo presso Camera di Commercio a Treviso, vero? A Treviso, quindi 12 marzo tutti a Treviso, Venezia Tasting, in bocca al lupo Giampaolo Breda, veramente, e grazie. Vi aspettiamo tutti.